Come si vive nelle città calabresi? Beh, in base alla classifica di Italia Oggi, non benissimo, visto che nessuno dei 5 capoluoghi di provincia raggiunge i primi posti della graduatoria e Vibo Valentia ancora una volta in maglia nera e si colloca all'ultimo posto, dunque è la città italiana dove si vive peggio. La classifica è stata redatta considerando le informazioni relative a criminalità, affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero, tenore di vita. In Calabria dunque performance lontanissime dalle città del nord-est che anche quest'anno conquistano il podio, Bolzano in testa. È vero però che qualche miglioramento c'è stato, come a Cosenza che passa dall'87° posto dello scorso anno all'84° e la città dei Bruzzi è quella dove la qualità della vita è migliore rispetto alle altre calabresi. Reggio Calabria passa dal 102° posto dello scorso anno al 93°, Catanzaro invece oggi al 95° posto perde qualche posizione, era al 92°. Crotone, che si trova al 98°, guadagna a fatica qualche punto in più, era 101°. E infine, come dicevamo, Vibo Valentia, che offre le peggiori performance d'Italia in termini di qualità della vita e rimane ferma all'ultimo posto della classifica.